birrificio Laorno nasce per la volontà di sistemare la contrada Laorno, che ormai era fatiscente e dispiaceva insomma che andasse proprio in rovina. Si veniva sempre qui con i miei fratelli, con mia sorella, con gli amici, proprio a giocare, a correre in questi prati. C'era l'acqua che era l'attrattiva del posto, perché vedere questo ruscellino d'acqua mi ricordo che già da bambina era bellissime energie positive. Quindi, sfruttando la risorsa del territorio, abbiamo pensato perché non iniziamo a produrre birra. Scendendo lungo la strada, a un certo punto si apre proprio il bosco e si vede proprio giù il birrificio. E lì so che il primo giorno ho pensato, wow, cioè, guarda che bello che è adesso. Noi siamo partiti grazie al fondo del PSR, perché prima non c'era niente, c'era proprio un rudere, quindi abbiamo comprato l'impianto, abbiamo sistemato tutta la struttura, l'edificio diciamo, e senza appunto quei fondi non ci sarebbe l'attività. Benefici extra prodotti di Laorno è secondo me già il fatto di dare opportunità di lavoro a persone del posto, a ragazzi del posto. Teniamo che si leghino a questo posto e che poi quando lo raccontano in giro sia una cosa bella da dire: ho lavorato nell'agribirrificio. E poi sicuramente di dare l'appoggio, l'accoglienza alle famiglie che vengono a camminare qui intorno, perché fai scoprire anche alla gente zone che magari prima non frequentava, insomma. Anche una semplice parola, un semplice sorriso, vedere la gente contenta che ritorna è secondo me la cosa più appagante. E secondo me il birrificio potrebbe essere una nonna per le persone che vengono qui, perché le nonne sono sempre premurose, cercano di darti tutto di quello di cui hai bisogno, anche di più. Ecco, quello è come vedo io il birrificio, come la nonna. Nel caso in cui ci fosse la possibilità di fare un nuovo PSR, sicuramente sarebbe una palla da prendere al balzo, perché ci sono ancora un sacco di idee da sfruttare, insomma ci sono un sacco di cose da fare e quindi insomma i fondi del PSR fanno sempre comodo. Il PSR Veneto per me è una sfida, perché apre tante opportunità e la definirei proprio come una sfida vincente.